L'inarrestabile marcia delle mamme anti-PFAS. Dai 21 comuni della zona rossa, tra Vicenza, Verona e Padova, sbarcano a Venezia, dove puntano il palazzo della regione. Dopo i servizi di Rete Veneta, in cui hanno lanciato l'allarme e raccontato le loro paure, eccole nell'atrio dell'ufficio dell'assessore veneto alla sanità, Luca Coletto. Sono nervose coi loro cartelli mentre aspettano risposte chiare. In mano hanno una petizione con ben 400 firme e i risultati degli esami del sangue dei loro figli coi valori sballati. Indecente, oserei dire. Non è una cosa bella, perché si pensa al voler bene ai nostri figli, ai grandi progetti, e poi l'acqua, che è un nostro diritto primario, ha queste problematiche. Se i nostri figli adesso hanno questi valori nel sangue, non vogliamo che li abbiano più. Abbiamo bisogno di una garanzia che i limiti diventino a zero, non più i limiti fissati. Mamme, meglio non farle arrabbiare, perché poi, quando si infuriano, sono guai. Sarà stato questo il pensiero dell'assessore Luca Coletto quando gli ha aperto la porta. Un incontro veloce in cui, senza tanti giri di parole, le mamme hanno chiesto trasparenza e verità su cosa abbiano bevuto i loro figli fino a ieri e preteso garanzie su quel che berranno da oggi in poi, con approvvigionamenti di acqua liberi da PFAS nelle scuole, nelle mense, nei luoghi pubblici e nelle case. E siamo stati i primi in Italia, lo sottolineo, ad affrontare questa emergenza, questo inquinamento anomalo di sostanze che non sono mai state classificate dal governo centrale. Lo stiamo facendo proprio per rassicurare e per dare il meglio che può dare la sanità veneta in questo ambito legato all'inquinamento. L'assessore prende impegni, concorda sulla necessità di ampliare la fascia d'età a cui fare le analisi e punta ad abbassare i limiti di produzione di PFAS che in Italia sono tra i più alti al mondo. Per questo noi di Rete Veneta insistiamo sull'urgenza. È necessario intervenire il prima possibile perché a queste mamme non servono le chiacchiere, hanno bisogno di risposte. Insomma, per loro non finisce qui e anche per noi continua.